Un periodo difficile per arte e cultura, la mancanza dei turisti ha messo a dura prova l'intero comparto. Il turismo non è ripartito, non partirà purtroppo presto. Io spero ed auspico solo, ma è imprevedibile, che queste iniziative diano un segnale importante. Così a Treviso è stata promossa un'iniziativa importante. I musei civici Luigi Bailo e Santa Caterina saranno aperti gratuiti per i trevigiani. Intanto è stata prorogata la mostra Natura in Posa. La gente non è mancata. Un bellissimo segnale ripartire dalla bellezza e dall'arte. Oggi un sacco di gente, nonostante ci sia il sole, offriamo la proroga della grande mostra Natura in Posa fino al 27 settembre, quindi l'opportunità straordinaria di vedere i capolavori del Cinquecento del Kunsthistorisches Museum di Vienna, uno dei musei più importanti al mondo, e quindi la storia dello still life, della natura morta, di questo genere fantastico, delle Vanitas, per vederli qua a Treviso. Ma questo non è tutto, tante le iniziative in programma per quest'estate a Treviso, non solo. Per dare un segnale forte di ripartenza, tutta la settimana anche la grande mostra sarà gratuita per tutti, e dopo il 7, ogni martedì e mercoledì per tutti i trevigiani, ovvero chi è nato a Treviso e chi è residente a Treviso, saranno gratuiti i musei civici e le collezioni permanenti. Noi crediamo e speriamo nella ripartenza, ma per ora la situazione è difficile, ci spiega Gianni Garatti. Fino a che la gente non si potrà muovere fuori dai confini non riusciremo a ripartire. Tutti i gruppi sono stati cancellati, conferma. Abbiamo bisogno di una mano molto forte dai governi, abbiamo bisogno di un sostegno consistente, un sostegno certo che non sta arrivando, e ci stiamo arrangiando per conto nostro.